quello che sono, a noi i sindaci che sosteniamo, che sostengo, chiediamo pochissime cose, a difesa dei nostri cittadini. Prima vengono i cittadini in Cito e poi quelli del resto del mondo. Questa deve essere una regola per i nostri sindaci. Sembra, come si dice, anacronistico parlare di queste robe, però guardate che anche oggi c'è una notizia del comune di Venezia che a Mestre decide di dedicare una piscina pubblica alle donne musulmane, quindi le donne potranno fare il bagno vestite, gli uomini non possono più frequentare quella piscina e tra gli uomini sono anche i bambini con più di 7 anni. Allora, se questa è l'integrazione che vuole qualcuno, guardate che non serve essere Mestre per avere questi casini qua. Vi potrei citare comuni grandi come uno Sputo che hanno amministratori che fanno robe simili. Se l'integrazione è questa, noi diciamo che a noi non interessa questo tipo di integrazione. Siamo per i lavoratori immigrati che vengono qui, lavorano, si comportano bene, rispettano le leggi, e questo è quello che chiedono i sindaci al territorio. Pensiamo che tutti gli altri devono tornare sempre al lavoro. Siamo per dire che qui non c'è più posto di lavoro perché già i nostri hanno sofferenza. Prima Chetti ha citato 2 aziende, io vi dico che in questo momento in Veneto ci sono 195.000 disoccupati. Fine, bisogna avere la terra solida sotto i piedi, il comune e i cittadini di quel comune, non da quelli che vengono da fuori e da distante e appena arrivati che pretende diritti. Ve lo dico che noi in regione, nonostante si sia arrabbiato mezzo mondo, abbiamo portato avanti una legge per dare punteggio per le case popolari prima ai Veneti poi agli altri, libri e buoni scuola prima ai Veneti poi agli altri, e stiamo dando giri di vita che sono vedete a tutti su tutto il fronte della sanità. Cioè ci sono i medici di base, non accettiamo ad esempio che i pronto soccorso vengano invasi la sera, a fine settimana, da immigrati che non hanno la cultura di andare dal loro medico di base. Allora tutti i tasari pronto soccorso. Noi siamo per il rigore.